Siamo sul Monte San Michele, nel comune di Sagrado Gorizia. Questa è una delle alture carsiche più aspramente contese durante il primo conflitto mondiale, specialmente tra il 1915 e il 1916. Questo monte custodisce sotto di sé anche la galleria cannoniera di Cima 3, costruita dopo la sesta battaglia dell'Isonzo nel 1916 e divenuta in seguito sede del comando tattico della Terza Armata Italiana. Il nostro viaggio nel tempo oggi inizia qui, sulla sua sommità, dalla quale è possibile vedere sia il Golfo di Trieste che le montagne di quella che è oggi la Slovenia, ma che all'epoca era parte dell'impero austro-ungarico. Sin dal 1922, proprio in virtù dell'importanza dei combattimenti avvenuti qui, il San Michele fu dichiarato zona monumentale per l'Italia. Oggi al monte è collegato un museo della Prima Guerra Mondiale e l'area è oggetto di turismo sia storico sulle tracce della Prima Guerra Mondiale, ma anche di percorsi escursionistici in bici o di trekking. Buongiorno. Buongiorno Emma. Siamo in compagnia del professor Matteo Ermacora, docente di storia contemporanea, che ci aiuterà a capire cosa significavano effettivamente le trincee. Le trincee che vediamo qui alle nostre spalle sono in qualche maniera il simbolo della Prima Guerra Mondiale, una guerra mondiale condotta soprattutto come guerra di posizione. Nel momento in cui furono utilizzate le mitragliatrici e i reticolati, la guerra immediatamente si mobilizzò. Per sfondare le linee fu quindi necessario utilizzare le artiglierie e le bombarde. E come erano strutturate le linee? Queste linee innanzitutto per evitare grandi sfondamenti di fronte venivano costruite anche a molta distanza rispetto alle prime linee di combattimento, per cui sin dal giugno del 1915 si creò un vasto campo trincerato alle spalle delle prime linee. Queste linee erano costituite anche da postazioni di cemento armato, reticolati e postazioni fortificate e furono costruite non solo dal genio militare ma anche da molti operai militarizzati che provenivano anche da regioni molto lontane, ad esempio dalla Puglia oppure dalla Campania, dove era in corso una grave disoccupazione operaia. È vero che qui su San Michele vennero utilizzati gas? Nel giugno del 1916 gli austro-ungarici operarono un vasto attacco con i gas, cloro e fosgene che determinò migliaia di morti, però fu contenuto dalla resistenza italiana. Dal 2016 la gestione dell'area zona monumentale di guerra Monte San Michele è stata affidata al Comune di Sagrado e grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia nel 2018 il Museo del Monte San Michele è stato riallestito in chiave digitale e innovativa. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Grazie. Siamo in compagnia di Elisa De Zan, guida del Museo del San Michele, che racconta la guerra in modo originale e innovativo. Ci vuole spiegare perché? Questo museo è stato rinnovato nel 2018 e qui è stata portata la tecnologia al servizio della narrazione storica. Durante la visita i visitatori possono muoversi su degli schermi tattili, delle mappe interattive, possono utilizzare un'applicazione di realtà aumentata e possono calarsi negli scenari della Grande Guerra attraverso l'esperienza più speciale che si compie al nostro museo, vale a dire l'esperienza di realtà virtuale. Abbiamo parlato di realtà virtuale. In cosa consiste questa esperienza? Si tratta di un'esperienza immersiva che si compie con i visori, le cuffie. Il visitatore viene fatto accomodare su queste poltrone che permettono la rotazione e viene catapultato in 10 diversi scenari di guerra. Si tratta della guerra sul Carso, in particolare la guerra sul Monte San Michele.
Si tratta di una vera e propria immersione fatta anche con un commento audio che riporta le testimonianze dei soldati italiani ed austro-ungarici. Si lavora sull'informazione storica e si lavora anche sull'emozione. Questo schermo è dedicato alla struttura sommitale del Monte San Michele, cima 3, che vedi raffigurata qui, e da qui si possono esplorare sia la caverna del generale Lukacic che la galleria cannoniera. Ti mostro, da qui possiamo simulare una visita, che poi faremo realmente in questo modo, ma possiamo anche con un breve clic passare alla visione altimetrica della stessa porzione di terreno. Infine da questo lato, da questa parte, puoi vedere la struttura intera dell'opera con il primo corridoio, il secondo e anche la ricostruzione digitale del pezzo d'artiglieria che era destinato a questa struttura. La cannoniera di Cima 3 nasce per far fronte a nuove esigenze. Dopo la sesta battaglia dell'Isonzo serve una nuova organizzazione difensiva. Questa cannoniera viene scavata dal genio minatore italiano dall'ottobre 1916 al giugno 1917. La cannoniera presenta 2 corridoi, questo è il principale, poi intercetteremo il secondario, ed era stata creata con l'intento di ospitare 8 cannoni. E la cannoniera cosa rappresentava nel 1916 e invece cosa rappresenta oggi? La cannoniera rappresenta una sfida riuscita alla lotta contro la roccia carsica, rappresenta un'alta prova di ingegneria militare sul Carso. E oggi la cannoniera rappresenta anche qualcosa di profondamente esperienziale. Le persone sono incuriosite da questo regno sotterraneo, sono incuriosite dalla possibilità di poter fisicamente entrare in cannoniera, così come durante i lavori di scavo di quest'opera, alte cariche militari, visitatori illustri, inviati di guerra vennero in visita alla cannoniera di Cima 3, così come nel primo dopoguerra arrivarono in visita al Monte San Michele e anche a quest'opera i pellegrini ai campi di battaglia. Abbiamo più volte parlato del cannone che doveva essere destinato a quest'opera, il cannone da 149, e possiamo vederlo riprodotto attraverso la realtà aumentata legata alla nostra applicazione. Abbiamo scoperto come gli eventi della Prima Guerra Mondiale ebbero un impatto qui su San Michele. Ora ci avviamo verso Ragogna per capire come il conflitto cambierà dopo gli eventi di Caporetto. Il nostro viaggio nel tempo continua qui, a Ragogna, uno dei luoghi simbolo del cambiamento impresso da Caporetto sulla Prima Guerra Mondiale. Se su San Michele il conflitto fu di trincea, qui a Ragogna il conflitto divenne di movimento. L'esercito italiano si trovò infatti costretto a rallentare l'avanzata austro-ungarica nella pianura friulana. La brigata Bologna era arroccata sul monte di Ragogna e fu proprio in questo territorio che avvenne uno dei combattimenti più importanti per l'esercito italiano. Fu così possibile guadagnare ore fondamentali per 2 ragioni. La prima, ritirare le truppe di stanza in Carnia, e la seconda, strutturare quella linea difensiva che diventerà la linea del Piave. Proprio al fine di arrestare l'avanzata austro-ungarica, la brigata Bologna si vide costretta a far saltare il ponte di Pinzano al Tagliamento, che vedete alle mie spalle. Ebbene, questa azione sicuramente rallentò l'avanzata nemica, ma altrettanto tagliò fuori i soldati italiani, che rimasero su questa riva del Tagliamento. Dopo una strenua resistenza, vennero catturati, ma le loro azioni si rivelarono fondamentali per poi arrivare a resistere sulla linea del Piave. Adesso andremo a visitare il Museo della Grande Guerra di Ragogna, che racconta come il conflitto ebbe un impatto su questo territorio. Siamo con Marco Pascoli, fondatore del Museo della Grande Guerra di Ragogna. Come mai fondare un museo a Ragogna?
perché a Ragogna, nel territorio circostante del Friuli Collinare, sono accadute vicende importanti della Prima Guerra Mondiale, soprattutto durante le fasi delle battaglie della ritirata di Caporetto, e fino a quando questo museo non è stato fondato, quella storia era quasi totalmente dimenticata. Quindi l'idea di fondo è stata quella proprio di costituire una struttura che raccogliesse e custodisse le testimonianze di questa importante vicenda storica, ma anche che la narrasse, che la raccontasse sulla scorta di ricerche archivistiche, documentali e sulla scorta appunto del metodo storico. Abbiamo visto entrando un progetto molto particolare legato al territorio, che è quello dei graffiti di guerra. Il catasto dei graffiti della Grande Guerra è uno strumento che abbiamo inaugurato ormai oltre un decennio fa e si occupa di catalogare e presentare le migliaia di incisioni che i militari di tutti gli eserciti coinvolti nel conflitto hanno lasciato sul territorio allora coinvolto dal fronte. Invece questo qui è un reperto unico, diciamo, per il territorio dove siamo. Questo è un reperto unico anche nel senso che è l'unico esemplare esistente. Di cosa si tratta? Si tratta del registro degli ordini ricevuti dal comando della Brigata Bologna via telefono, quindi è il registro dei fonogrammi, durante la battaglia di Ragogna, ed è aperto sulle pagine in cui c'è recato l'ordine del generale Sanna di resistenza all'ultimo uomo e all'ultima cartuccia per difendere proprio le posizioni del monte di Ragogna. La pagina è datata 31 ottobre 1917, che è proprio la prima importante giornata della battaglia del Tagliamento. Prima di concludere il nostro breve viaggio nel tempo, vi invito a visitare numerosi altri luoghi che raccontano la Prima Guerra Mondiale in Friuli Venezia Giulia.